Tutto pronto per la terza corsa dall'arcoveggio, sono in pista le femmine di 2 anni, non vincitrici di 500 euro in carriera. Sono in 6 dietro le ali dell'autostart, all'1 Isamar, Maurizio Cheli, 2 Ipomea di Poggio, Massimo Barbini, 3 Miss Nini, Edoardo Bacalini, 4 Iole, Antonio Di Nardo, 5 Ida Trio, Giuseppe De Filippis, 6 In Love AS, Lorenzo Baldi. Macchina che raccoglie le partecipanti sulla curva di sinistra, non tocca ancora l'ala Isamar con il numero allo steccato, non parte forte dal 5 Ida Trio che poi sbaglia. Partite, è veloce Miss Nini che prende la testa, al suo esterno c'è Camelia che prova ad andare a chiedere strada ma Miss Nini ribatte. Camelia allora cerca posto in corda avanti ad Isamar e lo trova. Di fuori In Love AS e in corda alla retroguardia Ipomea di Poggio, si è rimessa in segue Ida Trio. 200 metri iniziali in 15,8 da parte di Nini, punta in avanti In Love AS che dà il parziale sulla retta opposta alle tribune. Lorenzo Baldi porta in avanti la figlia di Father Patrick che va all'attacco. Viene fuori così una retta opposta alle tribune lottata, 31,3 per i 400 metri di corsa, ci ha provato In Love AS che però ha trovato l'opposizione da parte di Miss Nini, le due hanno speso un parziale, Camelia rimane a contatto, precedendo Isamar, quindi Ipomea di Poggio, 600 in 47, con al comando Miss Nini, al suo esterno In Love AS, alla corda Camelia, mentre va a fare la seconda partita. Esterno Isamar, poi Ipomea di Poggio. 800 metri iniziali passati in 1, 2 e 9, completamente apparecchiate le prime due, Miss Nini al comando, di fuori In Love AS, poi Camelia con accanto Isamar, poi Ipomea di Poggio. Chilometro iniziale passato in 1, 18 e 6, In Love AS attacca Miss Nini. La sopravanza a 500 dal palo, si muove dall'ultima posizione anche Ipomea di Poggio. Miss Nini che prova a difendersi, continua a insistere In Love AS, si avvicina Ipomea di Poggio, mentre cala Isamar sull'ultima curva. Insiste In Love AS che sopravanza Miss Nini, guadagna qualcosa, tende a passare, si muove in mezzo alla pista Ipomea di Poggio, a contatto c'è Camelia. Miss Nini che sbaglia l'ingresso della dirittura d'arrivo, in vantaggio In Love AS, Ipomea di Poggio che attacca il suo esterno, Ipomea di Poggio che passa nel finale, viene a difendersi da Camelia che corre solo gli ultimi 200 metri, Ipomea di Poggio vince su Camelia, al terzo una molto valida In Love AS, 1.17.4 per il successo di Ipomea di Poggio, Massimo Barbini, guida e training per i colori della scuderia Mistero. La figlia di Father Patrick e Armonia CR, vince allo Speed, al terzo tentativo in carriera, coglie il suo primo successo, seconda Camelia, terza In Love AS.